Con queste firme si dà il via ai lavori di riqualifica dello stadio Euganeo. La curva sarà avvicinata al campo da gioco a ridosso della porta e verranno costruiti 2 palazzetti da 1200 posti ciascuno. 2 palestre dietro, una è la casa finalmente del casa del basket, non avevano palestra, utilizzavano il famoso chiovene, e dopo una palestra polifunzionale. Per cui un'operazione molto importante. Dove siamo adesso? Siamo quasi alla fine della curva, perché è là l'inizio della curva. La gara è stata vinta dalla ditta romana Estil. Il termine previsto per questo primo stralcio di lavori è per l'autunno 2021, nella speranza di rivedere i tifosi sugli spalti. Il calcio è fatto per i tifosi, il calcio non è una cosa a sé. Da quanto lo conosco, da quanto si conosca, il calcio è un movimento di popolo e forse in Italia, qui da noi, è lo sport più popolare. Non avere i tifosi negli spalti manca tutto, cioè non c'è pathos, non c'è entusiasmo, anche i stessi giocatori si vedono e risentono molto. Le ambizioni del Calcio Padova sono alte per questa stagione, una stagione anomala che a causa dell'emergenza sanitaria sta tenendo lontani i tifosi dall'Euganeo. Questi lavori sono solo la prima parte del restyling a cui punta il comune, con l'avvicinamento al campo dell'altra curva e delle tribune. Mi sto godendo questo momento, ma sto già pensando alla curva nord, che è il mio prossimo obiettivo. Deve essere un obiettivo concreto per tutto quello che ho detto prima. Però è chiaro che quello è il futuro. Oggi voglio ringraziare tutte le persone che sono state vicine a questo progetto.